Sono qua perché c'è un treno ed è un treno speciale, è il treno della salute. È partito il 29 di settembre da Venezia, sta girando tutto il Veneto, per qualche giorno è a Padova. È un treno molto speciale perché è un treno che permette di, adesso ci saliamo, è un treno che permette di controllarsi e di fare prevenzione. È un treno che è nato anche con il QAM, Medici con l'Africa, l'associazione guidata da Don Dante che ha sede a Padova ma lavora in quasi tutta l'Africa. Con noi c'è uno dei volontari del QAM che lavora e cerca di portare il messaggio che il QAM vuole portare avanti. Perché questo treno? Cos'è questo treno? Cosa vediamo? Buongiorno, ecco, è il treno della salute, benvenuti a bordo innanzitutto. Siamo qui a Padova oggi e domani dalle 9 alle 19 e in questo treno offriamo servizi di screening a chiunque. Sono 3 ambulatori gestiti tutti da personale sanitario volontario, come sono volontari tutto Prego. il personale non sanitario che aiuta lo sviluppo del treno. Qui appunto in questo ambulatorio si fa screening sullo stato di salute, sulla valutazione di come una persona sta, quindi il controllo della pressione, della glicemia, il colesterolo, l'indice di massa corporea e poi nel caso in cui sia suggerito appunto dagli operatori sanitari c'è la disponibilità di un medico cardiologo che fa l'elettrocardiogramma, che offre a tutti l'elettrocardiogramma. È aperto a tutti, chiunque può arrivare in stazione, siamo al binario 3 metropolitano qui a Padova, quindi il binario a destra quando si entra. Come sta andando? Beh, io oggi è il mio primo giorno Ah. e quindi sono curioso e interessato a fare questo tipo di attività. In ogni città dove noi arriviamo c'è l'AS locale che offre appunto i consigli sullo stile di vita. Questa scritta è abbastanza emblematica, no? La tua salute rende tutti più forti.